A Udine, nel penultimo appuntamento della serie 2 litri, Renato Travaglia, il serial killer del campionato, non c'era. Ma a vincere è stata ugualmente una Peugeot 306 S16, quella affidata a Pier Giorgio Deila, fido scudiero del campione di Cavedine. Per il pilota di Carrù, l'unico risultato possibile per allontanare la sfortuna che lo aveva attanagliato, ma anche per scacciare il ricordo di qualche errore di troppo, era la vittoria. Con determinazione, con un inizio deciso seguito da una saggia gara di controllo, PG è riuscito nel suo intento, nonostante la spietata caccia che a lui hanno dato prima Fiorio e quindi Gatti. A metà gara, il pilota della BMW aveva solamente 16 secondi di distacco dal primo, un distacco esiguo che Fiorio pensava certamente di colmare nell'ultima parte della corsa. La sfortuna, 2 semiassi rotti in 2 prove successive, ha ricacciato indietro la 318 IS, ma non ha tolto nulla alla prestazione sia del pilota che della vettura. Sparito Fiorio a marcare stretto Deila fin sul rettifilo d'arrivo è stato Marco Gatti, secondo alla fine al termine della sua migliore gara dell'anno. Il Rally Alpi Orientali, gara molto bella e di grandi difficoltà tecniche, ha lasciato ancora aperte le classifiche del gruppo N e quella Under 25. Nel gruppo N sono ancora in lotta Davide Gatti, nettamente favorito con la sua Opel Astra, e Andrea Biasiotto, che con la sua Renault Clio è stato la sorpresa della stagione. Tra gli Under 25 invece si giocheranno il trofeo Zamparini, Renault Clio, e Ratiglia, Peugeot 306 S16. Ma la gara ha anche riaperto il discorso per la seconda piazza dell'assoluta, con Pozzi che, giungendo terzo, potrebbe andare ancora a riprendere Fiorio. Tutto è quindi rinviato all'ultima gara della serie, il Rally del Gargano. La cronaca della gara è subito movimentata. Al via non c'è l'unica Nissan che ha regolarmente verificato, quella di Pirelli, e l'elenco dei concorrenti in gara si accorcia ulteriormente prima della prova di apertura con Gonzo, che posteggia la sua Opel Astra pochi metri dopo il via, e con Russo, che va fuori tempo massimo per la rottura di un semiasse della sua Escort RS. Nel primo tratto cronometrato sparisce poi anche Roberto Sordi con la sua Opel, mentre Deila e Gatti aprono vincendo le ostilità lasciando Fiorio a 8 secondi e Pozzi, non contento delle sue gomme, a 9 secondi. Nel tratto successivo Deila va al comando, sempre inseguito da Fiorio, Gatti e Pozzi. Questo il quartetto che farà la gara, con Dalla Pozza dietro a inseguire fino alla quinta prova, quando sulla sua Peugeot 306 S16 si rompe l'alternatore. Ratiglia, con la terza Peugeot, quella abitualmente utilizzata da Travaglia, ha invece la meglio su Zamparini, molto spettacolare ma meno redditizio del consueto. Fra chi non riesce a portare al termine la gara anche Piantanida e Blanc, che chiudono ancora prima di metà gara. La situazione in quel momento vede al comando Deila con 12 secondi su Gatti e 16 secondi su Fiorio. Ma sulla BMW del pilota di Torino si rompono 2 semiassi in 2 prove successive. Nel secondo caso, fra l'altro, Fiorio non può fare assistenza, causa il divieto tra la speciale e quella successiva, ed è quindi costretto a percorrere anche l'altro tratto cronometrato con la vettura claudicante, retrocedendo in 6ª posizione. Nel gruppo N, splendida la cavalcata solitaria di Benica, con la sua Renault Clio Williams, ma anche una gara corta di Davide Gatti, che dopo un inizio in sordina riesce a raggiungere la seconda piazza, che gli consente di guardare con tranquillità allo scontro del Gargano.
traguardo, Deila e Vischioni festeggiano così la loro prima vittoria stagionale, la sesta della Peugeot su 8 gare della serie, mentre alle loro spalle chiudono Gatti e Cerrai a soli 25 secondi. Terzo è Pozzi a 1 minuto e 18 secondi, mentre quarto è Ratiglia a 2 minuti e 48 secondi. Seguono quindi Zamparini, Fiorio, Venica, Gatti, Biasiotto e Corboli.